La nuova PAC tra opportunità e rischi per la zootecnia veneta. Questo è il tema dell'incontro organizzato da Azove in vista dell'applicazione della nuova programmazione agricola comunitaria che entrerà in vigore l'1 gennaio 2015. È arrivato il momento delle scelte, recita lo slogan scelto per la giornata da Azove, la più grande organizzazione di produttori di carne bovine del Veneto, che chiede alla nuova PAC risposte concrete per un comparto che più di altri ha sentito la crisi. Negli ultimi 3 anni, meno 674 allevamenti in Veneto, meno 10% di importazioni, con conseguente riduzione dei consumi, e aumenti di quasi il 2% dei costi di produzione. È un settore innanzitutto non solamente in crisi, ma è anche un settore su cui vogliamo puntare molto. Il 40% della produzione di carne italiana proviene dal Veneto, quindi ovviamente non solo ci vuole un occhio di riguardo, ma anche una scommessa su questo settore. 2 sono gli elementi su cui lavoreremo: uno è il piano di sviluppo rurale, con delle misure che in qualche modo possano sostenere questo settore, perché ripeto è competitivo e dovrà essere sempre più competitivo, e il secondo invece è sugli aiuti accoppiati, la parte degli aiuti che in qualche modo devono salvaguardare la zootecnia proprio per il ruolo che ha. Il Veneto ha avuto più risorse rispetto al passato, non meno. Abbiamo degli aiuti accoppiati per la zootecnia molto importanti, adesso dobbiamo batterci perché a livello nazionale vengano dati effettivamente alla zootecnia da carne, che è un comparto che evidentemente è tra i più importanti dell'economia agricola italiana, di tutta l'Italia, non solo del Veneto. E poi naturalmente finalmente una PAC che dà le risorse solo agli agricoltori professionali, nessun rischio che si disperdano verso figure diverse dall'agricoltura. Quindi diciamo, pur se alcune ombre rimangono, però molte luci sono apparse grazie al ruolo del Parlamento europeo. Adesso facciamo una battaglia a Roma perché sia effettivamente applicata nei modi e nei termini che possa rendere più forti e più competitive le nostre imprese sul mercato. E se molte delle opportunità offerte dalla nuova PAC dipenderanno ora dalla capacità dei governanti di metterle in pratica, Azove può comunque contare sulla sua forza aggregativa, vero valore aggiunto del settore, riconosciuto e premiato dalla stessa Comunità Europea. L'impianto della riforma della PAC va proprio verso questa direzione: l'aggregazione, il fare squadra, quello che da diversi anni in Azove abbiamo attuato. Le organizzazioni di produttori sono messe al centro di un intervento molto importante della politica agricola comune nuova, tant'è vero che le OP saranno proprio i soggetti che avranno maggiore facilità d'accesso agli aiuti comunitari. Ben vengano i momenti aggregativi come Azove, che riescono a dimostrare efficienza e competitività. L'importante è che siano fatte le scelte giuste per incentivare questa aggregazione, e secondo noi la via più semplice è quella diretta, e cioè di riconoscere un premio accoppiato maggiore a quegli allevatori che conferiscono il loro prodotto nelle organizzazioni dei produttori.